Quando ho iniziato avevo due obiettivi fondamentali. Il primo, creare delle collezioni e delle borse completamente ecosostenibili ma anche fashion. E il secondo era quello di trasmettere le mie radici, le mie origini, attraverso la reinterpretazione della tradizione sarda e reinterpretarli in chiave moderna, attraverso delle stampe sul sughero naturale. Il sughero, che è sicuramente il protagonista principale di ogni collezione, impiegato come rifinitura o dettaglio di pregio, viene affiancato a materiali inizialmente completamente vegani e sintetici, per poi essere sostituiti nell'arco di tutti questi anni attraverso una profonda ricerca con materiali vegetali e completamente ecosostenibili. Infatti abbiamo inserito due nuovi materiali: una nappa a base acquosa 100% riciclata dalla plastica prodotta in Italia e un materiale che si chiama Pinatex, che deriva dalla lavorazione delle foglie dell'ananas. Non c'è una regola fissa per creare una borsa, spesso partiamo dal materiale fisico che ricerchiamo attraverso fiere di settore oppure campionari, oppure, come ci piace fare maggiormente, utilizziamo dei programmi grafici che intanto ci divertono tantissimo dal punto di vista creativo, quindi negli abbinamenti di colore, perché li creiamo da zero, cioè proprio i punti di intensità colore, piuttosto che la chiarezza, piuttosto che le trasparenze. E poi abbiamo anche la possibilità, attraverso la tecnologia, di replicare la texture di molti materiali. Poteva capitare in passato, attraverso l'ampia libertà che ci danno i programmi grafici, di creare dei colori che magari realmente non avevamo nei campionari colore, e questo ci creava un po' di problemi, perché dopo che riesci a trovare degli abbinamenti che ti conquistano, poi non riuscire a realizzarli praticamente dispiace. Nell'ultima collezione abbiamo inserito infatti una nuova tecnica, un termofilm colorato, che attraverso l'impiego del sughero naturale ci consente di realizzare qualunque colore desideriamo, quindi è molto soddisfacente dal punto di vista creativo. La mia più grande soddisfazione è stata finalmente, con la nuova collezione invernale, essere riuscita a sostituire tutti i materiali inizialmente sintetici con materiali di derivazione vegetale o riciclata. L'impiego di un design moderno e accattivante è stato fin da subito uno strumento per catturare l'attenzione delle nuove generazioni, delle giovanissime, per dimostrarle che era possibile realizzare un prodotto fashion ma al contempo ecosostenibile. Ci siamo riusciti con la nuova collezione invernale, che è completamente ecologica, e intendiamo mantenere questo standard e migliorarlo nel nostro futuro.